Professore, il tempo vola, è necessario il capitolo anche perché siamo stati sollecitati, è vero, da tanti telespettatori che ci hanno scritto dicendo interpellate lo IOV, fateci sapere che se la situazione peggiora e purtroppo neanche tempo di invitarla che è già peggiora, cosa succederà per gli screening, controlli eccetera per tutti quei pazienti che giustamente dice sono tantissimi, che dicono ma aspetteremo, cosa succederà insomma? Purtroppo, come ha detto, la situazione che speravamo di aver superato non è per niente superata e fin quando non arriverà un vaccino temo che dovremo confrontarci con questo problema e temo che il vaccino non sia proprio ancora immediatamente dietro la porta. Il paziente oncologico è un paziente particolarmente fragile perché è un paziente che fa terapie che lo rendono più fragile, possono abbassare le difese immunitarie. È un paziente che deve spesso accedere all'ospedale e quindi avere tante altre persone intorno a sé, quindi è un paziente più esposto a rischio effettivo. Per questo che lo IOV, e non solo lo IOV, devo dire tutte le oncologie del Veneto, hanno adottato dei criteri molto rigorosi che si basano innanzitutto a un triage che hanno adottato peraltro tutti gli ospedali molto severo, per cui qualunque paziente che deve essere ricoverato allo IOV viene tamponato e una volta alla settimana, anche qualora continua a rimanere ricoverato, viene ritamponato. L'altra modalità che è stata attuata è quella di favorire il più possibile i controlli a distanza, cioè quindi tutti i pazienti che fanno del follow up, quindi non sono più un trattamento attivo ma devono fare dei controlli periodici. Abbiamo attivato sia numeri telefonici che indirizzi di posta elettronica specifici per ogni patologia, per il tumore del polmone, per il tumore della prostata, per il tumore della mammella, a cui il paziente può scrivere, inviare i suoi esami, dire come sta e se gli esami sono a posto e il paziente o la paziente dice di stare bene, diciamo vabbè allora ci si rivede tra 3 o 4 mesi quando sperabilmente la situazione sarà migliore. Però questo non toglie il rapporto umano che comunque sì, è psicologicamente molto molto importante. Che incidenza c'è tra tumore al seno e tumore al cervello? Questo gli giro subito la domanda, se no dopo mi sfugge. Sì, sicuramente compromette il rapporto umano, infatti lo riserviamo quei casi in cui il paziente, che si spera sia un ex paziente, sia un paziente guarito, sia sufficientemente contento di essere seguito così. Quindi noi chiediamo prima al paziente o alla paziente: ti va bene se non ti facciamo venire, se tu ci dici che stai bene, gli esami vanno bene, vista la situazione attuale. Se invece ci sono dei problemi o perché lo riferisce il paziente o perché gli esami non vanno bene, li visitiamo di persona i malati. Chiaro. Quindi quello della telemedicina diventerà sempre più un aspetto importante da questo punto di vista. Incidenza tra tumore al seno e tumore al cervello? Allora immagino che chi fa questa domanda si riferisca se il tumore al seno può dare metastasi al cervello. Vi sono 2 tipi di tumore al seno: il tumore cosiddetto triplo negativo, che non ha quindi i recettori per gli ormoni e non ha nemmeno il recettore per ER2, e il tumore ER2 positivo, che con una certa frequenza possono dare metastasi al cervello. Quindi in questi pazienti spesso facciamo anche un esame di controllo a livello cerebrale. Anche qui i progressi delle terapie sono stati considerevoli, oggi abbiamo farmaci che arrivano bene a livello cerebrale e soprattutto vi sono trattamenti sia di tipo chirurgico, neurochirurgico, sia di tipo radiologico, radioterapie molto mirate che sono molto efficaci anche su questa situazione, che purtroppo è una situazione sicuramente seria. Assolutamente sì. Ho 44 anni, no, 4 anni fa sono stata operata di tumore al seno, i miei valori di neutrofili sono ora nella media. Per il Covid ho gli stessi rischi di qualsiasi altra persona oppure su di me avrebbe un potere devastante? Allora abbiamo fatto anche in questo un'indagine, presenteremo i risultati tra pochi giorni al Congresso Nazionale di Oncologia su pazienti oncologici che hanno contratto il Covid. Quindi pazienti oncologici che stanno facendo terapie oncologiche, che contraggono il Covid, hanno purtroppo dei rischi maggiori rispetto a un soggetto sano che contragga il Covid. Però questo riguarda i pazienti oncologici che stanno facendo terapie oncologiche. Un paziente oncologico che abbia terminato le terapie oncologiche ha gli stessi rischi di un soggetto sano. Anche se magari ancora in cura, 4 anni magari della pastiglia che diceva... No, se è ancora in terapia ha qualche rischio in più, appunto se ha finito le terapie... Però 4 anni magari ancora la terapia ormonale. Se fa terapia ormonale magari sta facendo terapie ormonali. Diciamo che le terapie più
che più aumentano il rischio di avere un quadro Covid severo sono ovviamente la chemioterapia, la radioterapia e anche le terapie a bersaglio molecolare. L'ormonoterapia molto di meno. Molto meno, comunque è sempre meglio stare ancora un po'. È sempre meglio non prendere le infezioni, questo per sicurezza, assolutamente. Certo. Ecco, quindi grandissima attenzione. Prevedete, è stato presentato il piano di sanità regionale, ma prevedete in modo per lo IOV qualche procedura particolare adesso con l'incremento delle... Allora, quando c'è stata la fase terribile, marzo-aprile, con numeri molto elevati, purtroppo non solo di persone infette, ma purtroppo di morti e di ricoveri in terapia intensiva, è stato sospeso temporaneamente i programmi di screening, giustamente perché si voleva il più possibile proteggere persone sane da un rischio infettivo, chiamandole a fare un esame che li esponeva al contatto con altre persone. Gli screening adesso sono ripresi, quindi è stato anche recuperato il ritardo che si era avuto sospendendo gli screening in primavera. Speriamo che non esploda e non si aggravi ulteriormente la situazione dell'aumento delle persone positive all'infezione e dei ricoveri in ospedali, perché se così fosse si potrebbe arrivare nuovamente a dover sospendere gli screening oncologici, che per il momento però sono stati ripresi e funzionano. Ecco, avevo accennato, parlavamo prima della trasmissione, lo stato della ricerca, tra l'altro vabbè, per sostenere lo IOV c'è il 5 per 1000, no? Certo. Questo è importante, non solo l'attività dello IOV ma anche la ricerca. Quanto è determinante questa ricerca che viene attuata? La ricerca è determinante, come ho detto prima, ha permesso di fare passi avanti addirittura impensabili fino a pochissimi anni fa in certi tumori. Il tumore della mammella guarisce in quasi il 90% dei casi. Dobbiamo guarire anche quel 10% che ancora non guarisce, e soprattutto in altri tumori in cui purtroppo la probabilità di guarire è più bassa dobbiamo sempre più andare avanti. Lo IOV è molto attivo in questo, è uno dei centri italiani al top come produzione scientifica, quindi il numero di lavori scientifici di ricerche condotte presso lo IOV o coordinate dallo IOV o a cui lo IOV ha partecipato, che vengono pubblicate su riviste scientifiche. È uno degli istituti, grazie anche ai contributi della gente, al 5 per 1000 che lei citava, che ottiene più finanziamenti per la ricerca e produce risultati importanti. Proprio tra pochi giorni, ad esempio, verrà prodotto un lavoro su una delle più importanti riviste oncologiche mondiali, si chiama Lancet Oncology, un lavoro condotto congiuntamente dallo IOV e dall'Università di Barcellona, dove abbiamo sviluppato un nuovo kit diagnostico che ci permette di definire quali sono le donne con tumore della mammella ER2 positivo, uno dei tumori che citavo prima, che ancora vanno male nonostante le attuali terapie a bersaglio molecolare. Quindi siamo riusciti a trovare quali sono quei geni che fanno sì che alcune donne purtroppo, pur avendo farmaci estremamente mirati e potenti contro questa caratteristica ER2, ancora vanno male. Chiaramente questo è un avanzamento importante, perché riuscendo a individuare queste donne possiamo soprattutto su queste donne concentrare le ricerche, sapendo che le altre già sono guarite con le terapie oggi disponibili. Assolutamente. Un altro messaggio. Sono stata vostra paziente in chemio 3 anni fa e non vi dico quante multe ho preso per il parcheggio di fronte allo IOV. È mai possibile questo? Questa situazione è stata risolta? Speculare sui malati non è mai bello. Guardi, è uno dei drammi qui del parcheggio dello IOV. Pensi che io ho rischiato di arrivare oggi in ritardo qua perché la mia macchina era bloccata da altre 2 macchine di pazienti poveretti, per cui avevo anche scritto il loro numero di telefono, però chiaramente non potevano, perché stavano facendo visitoterapie, scendere immediatamente a spostare la loro auto, e quindi mi sono dovuto prendere l'autista dello IOV che mi ha portato qua con la sua auto. È un dramma dovuto al fatto che lo IOV è nato come un ospedale piccolo, adesso è un ospedale anno dopo anno, stiamo prendendo in cura sempre più pazienti, in questo momento, cioè nel 2020, lo IOV ha in cura oltre il 20% di tutti i pazienti oncologici del Veneto, e in più i pazienti che vengono dalle altre regioni.
e purtroppo non esiste un parcheggio, c'è un parcheggio limitatissimo dentro lo IOV. Anche perché chi va allo IOV non è che ci va saltellando felice, o prendersi i mezzi pubblici in bicicletta. Certo, ecco. È un parcheggio limitato anche perché ci sono dei vincoli urbanistici per cui non è che possono essere abbattute le piante. Però almeno che i vigili non dessero le multe, questo sì. Adesso vogliono mettere a pagamento come se uno la chemio gli durasse un'ora, deve pagare. Io speravo che i lavori che vedevo fare sotto le mura fossero anche destinati a creare un parcheggio sotto le mura, Lei invece sperava, non mi hanno detto che non è così. Speriamo che trovino delle soluzioni. Questo è veramente un problema per i nostri pazienti. Sono pazienti, hanno le loro preoccupazioni, devono anche preoccuparsi di trovare un parcheggio, magari trovarsi la multa. Non penso che sia un bel servizio per il cittadino questo. Assolutamente. Professore, siamo arrivati al termine. Un appello, un messaggio che lei si sente di dare, visto anche tra l'altro il mese della prevenzione, però comunque in virtù del fatto che tante persone proprio a causa Covid non riescono più a fare le visite preventive. E quanto è importante? Beh, come ho detto prima quando lei mi ha chiesto di presentarmi, per me il Padova e il Veneto rappresenta un punto d'arrivo e dovessi fare un bilancio vorrei che questo punto d'arrivo venisse recepito anche nelle altre regioni, perché io l'attenzione che ho visto nella prevenzione qua in Veneto, le donne vengono a fare lo screening, in tante regioni vengono chiamate e non vanno a fare lo screening. L'attenzione che la gente ha all'aspetto della ricerca, il 5 per 1000 dello IOV è una fonte molto rilevante di finanziamenti per la ricerca. L'attenzione che il sistema sanitario regionale ha, in particolare per il paziente oncologico, sono veramente da sottolineare. La ricerca è importante, ma il prendere cura in prima persona della propria salute è la cosa più importante. Quindi prenderlo questo significa stili di vita sani, aderire agli screening, non trascurare i sintomi qualora questi compaiono e soprattutto in questa fase così complicata per tutti quanti noi, che rende molto difficile la vita quotidiana di tutti quanti noi, avere la responsabilità sociale di sapere che l'uso della mascherina, la cosiddetta distanza sociale, sono elementi e armi importanti per contenere questa situazione così preoccupante. Professor Conte, noi la ringraziamo tantissimo, le auguriamo un buon lavoro perché ne ha da fare veramente tanto. Ringraziamo della collaborazione anche lo IOV di Padova. Voi telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri messaggi, potete ancora scriverci, poi noi a seguito delle vostre mail o messaggi che riceviamo interpelleremo gli esperti. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie, buona giornata.